Ci può dire l'importo, se ci sono stati dei contributi e chi si occuperà di questi lavori? Sì, allora, per noi, per il comune, è a costo zero perché c'è stata una sponsorizzazione che deriva da un impegno precedentemente avuto da Numeria, che poi oggi ha siglato, sarà circa 900.000 euro, 350.000 li mette ATS per rifare l'acquedotto, la linea acquedottistica nuova, e parte della linea fognaria che andrà a collegarsi a Città Giardino con i lavori che già in essere per portare i reflui al nuovo depuratore. Ringrazio veramente l'ingegnere Spigariol Roberta, che è la dirigente del mio settore, che è il RUP di questo progetto. Ringrazio l'ingegner Martini, lo studio Martini, che è sempre puntuale e sempre disponibile, che è la progettista e direttore di lavoro dell'opera. Ringrazio la dottoressa forestale Anna Barb, che ci ha seguito per il verde, l'ingegner Mingardo per la mobilità. Ringrazio l'impresa Brussi, che sarà l'impresa esecutrice dei lavori edili e i lavori di fognatura. Ringrazio l'impresa Tardivo, che invece sarà quella che sistemerà il verde. Ringrazio anche il geometra Silvano Zanin, che è il direttore del cantiere praticamente.